Ben ritrovati dalla redazione. L'accentuata intensità del lavoro ha richiesto numerosi tempestivi interventi del personale della Capitaneria di Porto di Trieste, coadiuvato dai servizi tecnico-nautici, piloti, rimorchiatori e ormeggiatori per scongiurare eventuali pericoli alle unità e agli operatori portuali coinvolti nelle ordinarie attività marittime e portuali, garantendo le condizioni di sicurezza. Le operazioni sono state coordinate dal personale della Capitaneria presente sul posto e da uomini della sala operativa tramite il sistema di monitoraggio del traffico navale che supervisionano le unità in rada e gli ormeggi per garantirne la sicurezza e il traffico marittimo all'interno del compartimento di Trieste. Cronaca: cerca di evitare un animale selvatico che attraversa ma esce di strada e si ribalta con l'auto. È successo ieri poco dopo le 18 in località Banne, a poca distanza da Opicina. Protagoniste due donne di 27 e 33 anni, una delle quali era al volante. Non si sono ferite in maniera rilevante, ma sono state portate per controlli in codice verde a Cattinara. La strada è rimasta bloccata per permettere i soccorsi e l'intervento per rialzare l'auto e ritirarla con il carro attrezzi. Sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di Opicina, il 118 e la Polstrada. Ci ha lasciati Miro Cernaz, a lungo direttore mare della società Velica Barco Lagrignano e punto di riferimento di tutti gli armatori e i regatanti del Golfo di Trieste. Con il suo Spitz ha partecipato a più di 30 barcolane ed è stato uno dei padri della manifestazione. Tutta la società Velica Barco Lagrignano si stringe attorno alla figlia Francesca e alla moglie Nadia in questo momento difficile. A dare la triste notizia della morte di Miro Cernaz, nato nel 1947 a Razia Vas in Ciceria croata e che sabato scorso aveva compiuto 77 anni, è stata la stessa società che organizza la Barcolana attraverso un post social. Da anni la Regione si impegna a promuovere il turismo dalle radici con iniziative che permettono ai giovani nati da ogni parte del mondo di visitare il Friuli Venezia Giulia per scoprire la terra di origine dei propri avi, un'occasione unica perché consente ai discendenti degli emigranti del secolo scorso di conoscere un pezzo di storia della famiglia. Sono le parole che l'assessore regionale alle autonomie locali con delega ai corregionali all'estero, Pierpaolo Roberti, ha rivolto ai giovani appartenenti all'Unione degli Emigranti Sloveni del Friuli Venezia Giulia in visita ieri nella sede del Consiglio regionale a Trieste. I ragazzi provenienti da Australia e Argentina sono tutti discendenti di terza generazione di emigranti delle valli del Natisone e del Torre e stanno concludendo un soggiorno di 10 giorni in Friuli Venezia Giulia nell'ambito del progetto Alla scoperta delle proprie radici, finanziato dalla Regione. La presenza del Presidente del Consiglio regionale Mauro Bordin, del Vicepresidente dell'Unione Migranti Sloveni del Friuli Venezia Giulia e del coordinatore della delegazione Fabio Ferroli, Roberti ha evidenziato come questa visita sia anche utile a portare a conoscenza opportunità di lavoro che oggi la Regione può offrire rispetto alle epoche delle grandi immigrazioni. Diversi in questi anni, ha proseguito l'assessore, sono stati gli esempi di ragazzi che tramite i progetti regionali legati al turismo delle radici hanno preso contatto con realtà imprenditoriali del territorio e hanno deciso di trasferirsi in Friuli Venezia Giulia per intraprendere un nuovo percorso lavorativo. Mi auguro, conclude l'assessore, che il futuro possa portarci molte altre di queste testimonianze. La visita in corso, che si concluderà domani, è articolata in questi giorni tra Valli del Natisone e del Torre e alcuni dei luoghi simbolo del territorio, tra cui Cividale, Gorizia, Grado, Aquileia, Venzone e il Monte Lussari. Le previsioni meteorologiche: oggi cielo in genere variabile con rovesci e temporali sparsi che potranno forse portare piogge localmente anche abbondanti, più probabili nel pomeriggio sera. Alla notte e al mattino bolla moderata in giornata brezza, temperature minime in pianura fra 17 e 20, le massime fra 27 e 29 e sulla costa minime fra 20 e 22, le massime fra 25 e 27 gradi centigradi. Previsioni a cura di ARPA e FVG Meteo. Ed è tutto per il momento con l'informazione, grazie per averci seguito, a più tardi.